Buonasera e bentrovati a questo 10° appuntamento con Friulandia, lo sport tra gli amatori. Questa sera, come in tutte le nostre occasioni, parleremo di calcio amatoriale e di un'attività correlata all'attività sportiva dello Xen. Nella prima parte abbiamo ospiti una nuova squadra che partecipa al campionato di terza categoria della Lega Calcio Friuli Collinare, nel campionato di calcio 5, il Socleif d'Impec. Ospiti abbiamo Del Fabbro Simone, Claudio Simonitti e Roseano Enrico, che sono i rappresentanti di questa nuova realtà. Intanto buonasera a tutti voi. Salve. Buonasera. Simonitti, come è nata intanto l'idea di costituire una squadra di calcio 5 in una zona dove, se non ricordo male, non c'è mai stata una squadra di questo tipo, no? Esattamente, noi proveniamo appunto dall'Alta Val Tagliamento, che per capirci è la zona che va un po' da Ennemondo a Forni di Sopra. L'idea di costituire una squadra di calcio a 5 nasce intorno al mese di marzo-aprile dell'anno scorso, quando io e appunto il mio qui presente collega Simone ci siamo trovati e ci siamo chiesti: ma perché non provare, dopo tanti tornei a cui noi abbiamo partecipato, non provare a partecipare ad un campionato di calcio a 5 vero e proprio? Ed è appunto sull'onda proprio di questo iniziale entusiasmo che col passare dei mesi abbiamo costruito appunto la squadra, quindi abbiamo chiamato i giocatori e siamo riusciti fortunatamente a trovare anche molti sponsor che ci hanno aiutato. E qual è, diciamo così, l'importanza che riveste questa squadra di calcio a 5 in un contesto dove solitamente si gioca d'estate ma 11, no? Esattamente, in Carnia il calcio si vive praticamente solo d'estate, perché comunque d'inverno a causa del gelo e della neve è praticamente impossibile giocare appunto a calcio. Quindi il calcio a 5 deve essere un'importanza secondo me molto, molto alta, perché dà la possibilità appunto agli atleti di praticare lo sport, al di là dello sci che viene praticato chiaramente dalla maggior parte delle persone, però appunto il calcio 5 dà la possibilità a molti atleti di praticare lo sport anche durante l'inverno. Del Fabbro, invece siete al primo anno di partecipazione, dicevamo prima, siete una squadra molto giovane, perché se non ricordo male ho letto che avete anche dei 93 in lista gara, no? Sì, sì. Visto i risultati, siete mi pare quarti in classifica, mi sembra che ci sia già una buona amalgama. Da qual è, diciamo, questo segreto di questa partenza? Beh, questo segreto inizia soprattutto da una preparazione del campionato carnico di questi giocatori. Poi abbiamo partecipato a diversi tornei, abbiamo avuto modo di allenarci e da questo abbiamo portato, dopo una lunga serie di allenamenti, abbiamo portato alla formazione di questa squadra. In questa squadra ci sono anche diversi giocatori molto bravi nell'esprimere il gioco e soprattutto anche indirizzarci bene, a effettuare bei movimenti, belle azioni in cui a noi, perché siamo anche abbastanza bravi a giocare, non è che dobbiamo lodare il nostro, diciamo, modo di giocare, ma soprattutto dobbiamo ringraziare quelle persone in cui all'interno della squadra ci insegnano a effettuare questo gioco di calcio a 5. Un gioco non è un gioco come il calcio a 11 tradizionale. Sì, ci vogliono altre dinamiche chiaramente che bisogna imparare un po' alla volta. Esatto. E in ogni formazione naturalmente ci sono dei jolly, dei filosofi, sì, chiamiamoli così. Nella vostra squadra c'è qualcuno che, diciamo, è quello sì, un po' che è significativo, che rappresenta per come gioca, per come si comporta, i valori della vostra squadra? Sì, vabbè, abbiamo due grandissimi giocatori, sempre nella formazione titolare, che dobbiamo ringraziare per i loro insegnamenti: Cristian Masoli, Mirko Burba, Masoli Sebastian. Poi abbiamo anche delle persone che ci seguono dalla panchina, come ad esempio il mister Dilio Toffoletto, o anche all'interno dell'organizzazione abbiamo persone che ci seguono, ci aiutano sempre, come il mio collega Simonitti e tutte le persone che in ogni partita
ci seguono sia dall'esterno che all'interno del campo. Vediamo da un punto di vista dell'interno della squadra, no? Dove c'è Roseano che gioca. Sì. Qual è il tuo ruolo intanto? Difensore. Difensore, di quelli puri di una volta alla Burnic, oppure uno di quelli un po' più moderni? Alla Burnic. Alla Burnic, Sì, anche sì, a calcetto, che insomma sarebbe... Esatto. Senti, ma quale ritieni sia il punto di forza della vostra squadra? Sicuramente la coesione, nel senso che noi siamo un gruppo molto unito e l'unità non deriva solo dal calcio, è molto precedente. Dalle nostre parti si cresce tutti più o meno nella stessa scuola media, si va in carriera insieme, è tutto un insieme di cose che ti portano a essere amico dentro e fuori dal campo di gioco. Per cui la cosa nasce molto precedentemente, poi chiaro, col giocare insieme tanti anni si sviluppa meglio e quindi quello secondo me è il nostro più grande punto di forza, il volerci bene anche in campo, mai litigare, a parte certe occasioni in cui magari ci si dice qualche cosa, ma generalmente è difficilissimo, e poi avere comunque tutto esatto, e poi avere Burba davanti, secondo me è un buon... Burba è uno che ha fatto, mi pare, 33 gol, no? Se non ricordo esatto. male, quindi è il secondo cannoniere della terza categoria, quindi, Esatto. quindi avete comunque nelle vostre fila un punto di forza non indifferente. Invece l'anello debole? Qua è un po' più difficile, nel senso che l'anello debole è che comunque siamo giocatori più da calcio che da calcetto, questo è chiaro, anche perché non avendo avuto la possibilità di giocare a calcetto, a parte in questi tornei, è più difficile. Quindi noi cresciuti nel campo da gioco a 11, giocando d'estate, diverse temperature, soprattutto nella nostra palestra che bene o male non è mai proprio sui 30 gradi, è più difficile, quello sicuramente. Bene, parliamo un attimo di filosofia sportiva e passiamo la parola all'avvocato Fabrizio Petoello che ci illustrerà alcune dinamiche su come si può gestire un'associazione. Come si comporta la Lega Calcio di fronte alla domanda specifica da parte di associazioni di fusioni piuttosto che di incorporazioni? Ma dietro alla fusione e l'incorporazione c'è l'obiettivo di acquistare dei diritti sportivi. Può capitare invece che ci siano delle realtà che per 1000 ragioni desiderano fondersi oppure che un'associazione incorpori in sé un'altra. Se dietro non c'è una ragione di furbesca acquisizione di diritti sportivi, la Lega Calcio non può opporre niente, ma c'è una norma che dà un potere ampiamente discrezionale alla Lega Calcio di valutare caso per caso e di capire se all'interno se questa richiesta è motivata da altre ragioni che non siano quelle effettive pratiche di svolgere una migliore vita associativa, di far confluire all'interno dell'associazione soci di altre associazioni che hanno cessato di esistere e quindi tutte queste cose che sono normali nella vita di associativa e quindi è un peccato che di fronte alla cessazione di una società questa smetta di esistere ed è preferibile sicuramente che confluisca in un'altra associazione più viva, più vitale. Ma questo non deve giustificare invece un obiettivo non accettabile, e cioè che attraverso questo istituto, che è un istituto valido, che le associazioni possono fare quando ritengono, perché noi non è che possiamo impedire una fusione, ma non possiamo invece non riconoscere quando i diritti sportivi che si acquistano, perché è chiaro che un'associazione due associazioni che si fondano possono acquisire i diritti sportivi dell'associazione che ha una migliore posizione all'interno in una classifica, per esempio, dell'associazione che è uscita da un campionato di eccellenza, si fonde con un'associazione che viene dalla terza categoria, manterrà il diritto dell'associazione meglio classificata. Ma è chiaro che se questa fusione è fatta fra l'associazione dove ci sono tutti i soci dell'associazione di terza categoria e cessa un'associazione di eccellenza e porta nell'associazione di terza categoria con la quale si fonde 1 o 2 soci, è chiaro che la domanda è strumentale ed è destinata esclusivamente a acquistare furbescamente dei diritti di quell'associazione che cessando
lascia liberi i suoi soci, ma solo alcuni di essi o una minoranza va a finire nella squadra di più bassa classifica. Perché lo impediamo? Sia perché non è giusto acquisire in questo modo i diritti sportivi, ma anche perché dietro ci potrebbero essere anche interessi economici che noi non intendiamo assolutamente riconoscere, perché l'amatorialità non ha nulla a che vedere con gli interessi economici, come noi siamo fortemente contrari a ogni forma di riconoscimento di cosiddetti rimborsi spese, che sono non soltanto degli emolumenti che purtroppo nel mondo sportivo e soprattutto quello calcistico vengono pagati in modo anche illecito, perché nascondono sempre dei pagamenti in nero non regolari e che quindi non hanno senso in assoluto nel mondo dilettantistico, ma ancor meno nel mondo amatoriale. Ritengo che sia proprio una cosa poco intelligente pagare i propri atleti e ancor meno pagare per poter salire di categoria senza avere degli effettivi meriti sportivi, che sono quelli che contano. Ecco qua, rieccoci in studio. Martina, hai qualcosa da chiedere Sì. a qualche componente della Signor rosa? Simonetti, si sa che nel campo amatoriale serve diciamo, l'autofinanziamento. Voi come fate a recuperare questo denaro per finanziarvi? Ma noi, devo dire la verità, siamo stati molto fortunati in questo senso, perché abbiamo trovato molti sponsor locali che ci hanno dato una mano e grazie ai quali siamo riusciti a coprire praticamente quasi la totalità delle spese che abbiamo dovuto sostenere appunto per partecipare al campionato. Diciamo che comunque, a parte questi sponsor locali, è chiaro che un minimo contributo da parte di ognuno di noi è dovuto, perché chiaramente le spese sono abbastanza alte, però ripeto, grazie proprio agli sponsor siamo riusciti a inoltrarci in qualche modo in questa avventura. Ecco. Ma avete anche un chiosco, qualcosa del genere? No, abbiamo dei bar chiaramente, locali che ci danno una mano. Però non è la fonte principale. No, non abbiamo Quello si chiama chiosco. terzo tempo, no? Esatto. Più nel calcio 11 che nel calcio 5 forse. Sì. Sì, beh sì, quello è vero, sì. Del Fabbro, invece da un punto di vista diciamo, degli obiettivi quest'anno, visto che siete per la prima stagione, volete già tentare la scalata oppure, visto che siete alla montagna, tentare la scalata per voi dovrebbe essere facile, no? Concedetemi questa battuta. Sì, certo. Beh, noi tentiamo veramente la scalata, perché anche in rosa, come abbiamo detto prima, abbiamo dei giocatori davvero favolosi che ci fanno giocare nei migliori nei modi, soprattutto anche il secondo capocannoniere fa parte della nostra squadra e si spera che la costanza del capocannoniere sia questa, e poi con tutto l'impegno da parte nostra di giocare sempre bene, non innervosirsi, cercare di mantenere la concentrazione in campo, si arrivi a effettuare la scalata, e l'obiettivo di questa stagione è la promozione. È la promozione. Sì. Rosiano, invece un primo bilancio di questa stagione, cioè fino a qua, diciamo, secondo te avete fatto bene o potevate dare di più? Ma all'inizio campionato si poteva quasi mettere una firma per come sta andando, però se si ripensa un po' al passato diciamo ci si arrabbia un po', perché abbiamo buttato via delle partite che potevamo portare a casa. Ad esempio abbiamo pareggiato la prima di campionato 0-0 con la Macca, penso non sia mai successo in una partita di calcetto che finisse 0-0, per dirne una. Poi si vince 5-2 a fine primo tempo, si va a perdere. Sono tutte cose che... Un po' di esperienza vi manca, Esatto, diciamo. questa è Un probabilmente... po' di esperienza che accumulerete sicuramente col tempo, chiaramente, no? Sì. Ma invece, secondo voi, la prossima settimana giocate contro il Villa Primavera, che è una delle squadre, diciamo, favorite. Terza, se non sbaglio. Esatto. Avete già studiato le contromosse per fare per tentare la... Beh, è una squadra che all'andata ci ha stupito molto, perché comunque ha dimostrato di giocare veramente da grande squadra, e quindi dovremo porre, secondo me, più attenzione rispetto a quella che abbiamo posto nei confronti delle squadre che abbiamo incontrato finora. Ecco. E rispetto a voi è una squadra di vecchietti, perché Esatto, leggendo è la un po' più alta sì. rispetto alla nostra. Ma... Bene, erano gli amici del Socleif di Impez, che sono praticamente Socchieve e Ampezzo. Esatto. Passiamo ora la parola agli inserzionisti, salutiamo i nostri ospiti, ringraziamoli e naturalmente ci auguriamo di trovarli magari in seconda categoria nella prossima stagione. Speriamo, grazie mille.
Rieccoci in studio, come potete vedere abbiamo cambiato gli ospiti, a farci compagnia ci sono adesso Davide Gallo e Marco Gallo. Il primo è responsabile del kickboxing dell'Oxen, il secondo invece è vicepresidente dell'associazione All Style Combat. Marco, facciamo intanto un discorso generale, visto che molti non conoscono il mondo delle arti marziali. Cosa si intende per arti marziali? Sì, anzitutto inizierei col fare una distinzione tra quello che è, diciamo, l'arte marziale nel senso più tradizionale del termine e lo sport da combattimento, così come lo è la kickboxing. Kickboxing intesa come combinazione di calci e di pugni, quindi con una finalità sportiva, quindi è il gesto atletico che viene enfatizzato, la preparazione atletica. Ecco, l'arte marziale in alcuni casi, quasi sempre, diciamo, inserita in un contesto anche culturale, se vogliamo, quindi il tipo di combattimento che si propone o comunque le pratiche spesso sono codificate. Ecco, la finalità dell'arte marziale, così quella di, diciamo, neutralizzare l'avversario, l'aggressione, eccetera, il campo della difesa personale e quant'altro. Nella sport da combattimento abbiamo semplicemente in un contesto sportivo, quindi con un regolamento eccetera, la finalità di vincere un combattimento. Poi dalle arti marziali poi si passa, insomma, al discorso della difesa personale che è un altro campo, perché poi non entriamo in un contesto dove non ci sono regolamenti, tempi, distanze. Quindi sono due mondi diversi ma paralleli. Sì, sicuramente la maggior parte dei sport da combattimento sicuramente alla base ha un'arte marziale, quindi regolamenti che vengono magari modellati in modo da rendere praticabile la disciplina a livello sportivo, per l'appunto, insomma, con tutte le regole. Quali sono le motivazioni che spingono ad esempio una persona ad avvicinarsi al kickboxing? Sì, diciamo che c'è chi si avvicina un po' per curiosità, diciamo, chi per proprio curiosità, nel senso che cerca la pratica sportiva anche a livello agonistico, c'è chi cerca anche del benessere fisico, magari divertendosi, facendo un'attività aerobica anche e anaerobica allo stesso tempo, perché la kickboxing, insomma, si compone di una serie di elementi, per cui anche noi proponiamo un certo tipo di allenamento funzionale durante l'allenamento, quindi con lavori propedeutici eccetera, e abbiamo anche, diciamo, la fortuna di allenarci adesso all'interno di una palestra, il World Gym qui a Udine, che è anche molto ben attrezzata a livello di macchine e quant'altro, quindi il ragazzo, l'atleta che ha necessità di fare un potenziamento fisico o comunque di sviluppare un certo tipo di potenza, di resistenza, proprio sempre al fine sportivo, lo può fare molto bene. Insomma. Quindi è aperto anche, diciamo, dai bambini agli adulti questo o è prettamente dedicato, diciamo, all'adulto? No, diciamo che è assolutamente uno sport che viene praticato sia dal bambino, dal ragazzo. Molte ragazze e molte donne si avvicinano a questo sport, non ci sono limiti in questo senso, tant'è che anche le competizioni stesse si dividono nelle varie categorie, insomma, si vede del bambino dell'adulto, eccetera. Esatto. Davide, tu sei referente invece per il kickboxing a livello nazionale. Come mai la scelta, diciamo, di portare a livello nazionale questa attività che pare sia sviluppata molto ma sia poco coordinata da un punto di vista della struttura, diciamo? Sì, esatto, mi sono trovato un paio di anni fa col coordinatore nazionale Giuliano Clinori, ci siamo messi un attimo a tavolino per fare un po' una fotografia di quello che era la situazione all'interno dell'ente, delle attività, delle associazioni per il settore kickboxing.
Succedeva semplicemente che c'erano i numeri, c'erano parecchie associazioni, però il settore forse era un pochettino trascurato e l'attività tante volte da parte delle associazioni, sempre affiliate all'ente, veniva svolta magari altrove, in altre associazioni, magari minori, quindi sarebbe stato un peccato, ecco, non fare la promozione che stiamo facendo in questi ultimi tempi. E stiamo veramente facendo molto bene, insomma siamo partiti unendo un po' maestri, amici delle regioni vicine, qua Veneto, Emilia Romagna, e ci stiamo cercando di allargare in tutto il territorio nazionale. Quindi avete, diciamo, un progetto a lungo termine per questo tipo di coordinamento nazionale, possiamo definirlo? Sì, ecco, in 2 anni insomma siamo riusciti a fare bene, siamo partiti qua da casa nostra, mi ricordo la prima gara un paio di anni fa, Gemona del Friuli, anche se comunque l'agonismo non è solo, insomma, anzi non è la cosa principale per l'ente, sicuramente facciamo anche della formazione, degli stage, comunque ci siamo allargati fino nel 2011, il campionato nazionale l'abbiamo fatto a Genova, abbiamo coinvolto atleti anche dalla Campania, insomma l'ideale sarebbe avere dei referenti anche per il centro-sud. Facciamo degli stage anche in Calabria ultimamente, ogni anno cerchiamo e insomma speriamo bene. Quali sono le maggiori difficoltà che incontri a unire, diciamo, i vari territori che probabilmente avranno esigenze diverse l'uno dall'altro? Sì, la difficoltà principale era proprio il fatto che c'erano queste associazioni che erano affiliate all'ente però svolgevano delle attività altrove, quindi poi trovarsi insieme è stato un po' difficile da combinare, soprattutto per il settore arbitrale magari, no? Che è la cosa un po' delicata, perché comunque sono atleti dilettanti e è giusto anche dare un servizio come si deve, no? La promozione, e abbiamo avuto di importante da pochi mesi una convenzione con la Federazione Italiana Kickboxing e questo forse sarà potremo sviluppare qualcosa di importante. Martina, hai qualcosa da chiedere? Davide. Qual è la sostanziale differenza tra il kickboxing e il karate? Beh, notevole, mi riallaccio anche al discorso che faceva Marco un attimo fa. Kickboxing è uno sport da combattimento, mentre il karate parliamo di arti marziali. Quindi a livello di terminologia, karate significa mano nuda e kickboxing sappiamo che la mano è rivestita da un guantone, no? Protetta come nel pugilato. Comunque, ecco, diciamo, magari per un profano un calcio è un calcio, un pugno è un pugno, però diciamo che c'è una bella differenza. Nel karate magari c'è un po' più di controllo, cioè non si colpisce direttamente, o sbaglio? No, esatto, diciamo che sotto la tecnica del karate c'è tutto un discorso di controllo, cioè proprio le tecniche sono codificate, come diceva Marco, quindi l'arte marziale sì, può essere per gli addetti ai lavori, insomma, karate e kickboxing la notte e il giorno. Direi. Poi ci sono diverse categorie, no? Tu sei campione del light contact, giusto? Sì. Sei stato campione nell'ultima manifestazione internazionale, sei arrivato su zona podio, terzo, quarto. Sì, l'ultima proprio ero uscito ai quarti di finale, adesso con questo incarico che ho avuto dall'ente faccio fatica un po' a tornare sul discorso dell'agonismo, comunque sì, qualche anno fa ho vinto più volte il titolo nazionale light contact, che è la specialità tra la kickboxing che mi è sempre piaciuta di più, insomma, forse l'estremo tecnico come specialità, ritengo. Insomma, poi. Campioni friulani qui chi sono? C'è qualcuno oltre a voi naturalmente? Beh, noi abbiamo a livello di ente proposto alcuni ragazzi sia al campionato nazionale a Lignano Sabbiadoro lo scorso anno, a novembre abbiamo fatto il campionato a Genova. Sono campionati questi in cui ci concentriamo anche sulle discipline, diciamo, a contatto leggero principalmente. Ecco, tengo a precisare, insomma, rilacciandomi anche al discorso del controllo, eccetera, che sono discipline, il semi-contact e il light contact, che proponiamo principalmente in palestra, che fanno parte del comparto della kickboxing, ma comunque possono essere approcciate tranquillamente, senza dover avere necessariamente le caratteristiche psicofisiche, diciamo, particolari, quindi non ci sono grossi rischi, il colpo deve essere controllato, ecco, nel caso del semi-contact c'è
c'è la tecnica appunto che c'è l'arbitro che interviene nel momento in cui c'è il contatto, per cui è una sorta di scherma, diciamo. Ma per arrivare a grandi livelli, secondo voi quali sono le caratteristiche fisiche e mentali per poter raggiungere un obiettivo, diciamo, di livello? Rispondo io, per fare quello che sono riuscito a fare, importante per me era tanto la motivazione, anche sinceramente, perché i sacrifici sono tanti, quindi sono sport minori, quindi si lavora durante il giorno, quindi il professionismo sì, è un po' una parola un po' grossa magari, quindi bisogna essere sicuramente determinati, ci vuole coraggio, poi dipende anche dalle specialità, chiaramente se parliamo anche di kickboxing a contatto pieno, allora lì ci sono delle condizioni psicofisiche che non tutti hanno e ci vogliono 4-5 allenamenti alla settimana. Marco, tu hai un'associazione che è circa 8 anni, no? Sulla Breccia dell'Onda. Avete ottenuto dei risultati, magari non solo sportivi, anche da un altro punto di vista, con questa associazione nell'arco di questo lasso temporale? Se sì, quali? Insomma, ecco. Beh, certamente abbiamo avuto grosse soddisfazioni sia a livello interregionale, con tornei appunto che sono stati proposti dall'Ente recentemente, sia a livello, come dicevo prima, nazionale. Abbiamo quest'anno anche introdotto, oltre al semiconta e al conta come specialità che seguiamo, anche una fascia oraria dedicata diciamo, allo studio di alcune tecniche di autodifesa, di karate, una fascia più tradizionale di karate freestyle, eccetera, quando ci sono anche quando c'è possibilità di un'esibizione, di una dimostrazione, ecco, di contesti di questo tipo, abbiamo ottenuto soddisfazioni anche in questo senso. Quindi non solo sportive ma anche organizzative, diciamo, no? Da questo punto di vista. Avete, ultima cosa veloce perché c'è la regia che ci sta facendo gesti, avete un sito di riferimento, no? Se volete magari dirlo, così se qualcuno è interessato a conoscervi. Il www.allstylecombat.it, il nome dell'associazione, l'abbiamo appena rifatto, quindi è un po' in costruzione, comunque i riferimenti ci sono tutti. Bene, ringraziamo Davide e Marco Gallo per la loro partecipazione, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento la prossima settimana e non dimenticate di rimanere sintonizzati sui canali di Friuli Venezia Giulia Sport Channel.